Potrebbe essere una semplice ruota, ma il caro Giancarlo ti ha fatto un portombrelli, cara Giancarlo. Rinda monnezza esce allora, belli miei, saluti a voi. Questo vecchio detto che vuole che dall'immondizia c'è l'oro. E allora io ve lo voglio ora far vedere perché c'è questo detto. Venga e mi spiego. Se dall'immondizia esce l'oro, chi ne sa di più è proprio il caro Giancarlo. Buongiorno e grazie Amedeo in questa passeggiata che faremo insieme. È veramente un gran piacere essere qui con lui. Tu hai fatto quest'opera grandiosa che è quello di prendere l'immondizia e dargli una seconda vita. Ma da dove nasce tutto questo? È una cosa che è nata 20 anni fa, brevemente vi spiego, che è cominciata andando a prendere giocattoli che si trovavano per la strada. Da qui è nata questo fatto di raccogliere, di riciclare una materia, quale il giocattolo, e per 10 anni abbiamo dato vita quasi a 2000 giocattoli che la gente aveva buttato, distribuendoli tra le scuole e le case famiglie. Poi c'è stato un salto e mi ha portato a essere quello che sono oggi, i materiali più svariati a creare complementi d'arredo, dalle lampade ai portombrelli, dai portombrelli alle mensole, insomma quello che per voi è la normalità, per me è la normalità. Come sto lampadario, c'è questo lampadario che è spettacolare perché è fatto con pezzi. Mentre tutto quello che vedete poi dopo in successione è tutto materiale che viene preso o a mare o a terra, questo invece per la prima volta è stata una ricerca di andare a prendere quella che si chiama la spazzatura spaziale, per cui tutti i residui che vengono lasciati nello spazio per le ricerche dai satelliti, dalle navicelle e quant'altro. Questo sopra di noi invece, eccolo qua, questo sopra di noi fa parte del mare. Sì, lei è praticamente aurora boreale, dove per la prima volta ho fatto questo studio di mettere insieme 3 colori miscelandoli in modo diverso e crea appunto queste sfumature che sono letteralmente impossibili da trovare in qualunque tipo di LED, lampade, perché praticamente sono fusioni che nascono, anche se sposti 1 millimetro cambia di tonalità. Giancarlo, io voglio invitare agli amici che ci stanno vedendo, cioè se vogliono venire a vedere le tue sculture, quello che fai, perché sono cose stupende, sta a via San Nicola al Nilo. Esattamente. Ok? Mocio, chi più ne sa, più ne metta nei commenti con l'immondizia cosa si può fare. Tutto. Giancarlo ne sa di più, ne sa di più. Tutto, vi aspetto ragazzi. Buona Giancarlo giornata. Minniti fa buona storia. Un Ciao e bacio. grazie ragazzi. Ciao Giancarlo, un bacio. Ciao, voglio.